Buonasera a tutti, benvenuti a Cison di Valmarino, benvenuti ai QDP Point. Abbiamo un ospite d'eccezione, Sara Anzanello. Sara Anzanello è una campionessa della pallavolo, ma soprattutto ha una bellissima storia da raccontare. Sara, ti abbiamo visto tutti ai mondiali, una campionessa del mondo di pallavolo, in quel dream team di ragazze belle e brave che hanno vinto un po' tutto. Raccontaci un po' la tua storia. Tu sei nata nel 1980, sei di San Donà. Come hai cominciato con la pallavolo? Io ho cominciato per caso perché prima suonavo il pianoforte. Nel momento in cui ho cominciato a giocare a pallavolo, per fortuna ho smesso di suonare il pianoforte a Natale davanti ai parenti, e questo era già stato un successone. È una grossa conquista. Sì. No, vabbè, la mia avventura è iniziata per caso. Già a 14 anni, quando ho iniziato, ero molto alta, ho accompagnato questa mia amica che doveva andare all'allenamento, l'allenatore mi ha visto e ha detto: uè, sei 1,86, hai 14 anni, magari vieni a giocare con noi. Dovete vederla quando poi si alzerà in piedi, è altissima. Io mi vergogno fino perché sono piccolo di statura, ma di fronte a lei sembro piccolissimo una cosa. Vabbè, andiamo avanti, te la lasciamo. Questo. Diceva, hai cominciato il pallavolo, il sogno della tua vita, poi è arrivata alla nazionale. Sì, allora, vabbè, io a 16 anni sono già andata a vivere fuori casa perché sono andata alla Tisana, e a 16 anni sono stata convocata nelle giovanili, quindi ero già in un progetto della nazionale. Poi a 18 ho avuto la mia prima convocazione in seniores. È stata una sola convocazione, in realtà poi in seniores sono entrata sui 19,5-20. Sì, tardissimo. Poi è stata una lunga avventura, perché dovete sapere che ha collezionato ben 278 presenze nella nazionale. Ma parlaci un po' di questa squadra che ha fatto sognare l'Italia. Belle, brave, poi un ciclo vincente, sei arrivata nel posto giusto nel momento giusto. Fortunata anche. Anche ci vuole anche quello, ci vuole anche quello, ma avevi anche il fisico, no? Cioè eri proprio una persona giusta al posto giusto. Sì, e soprattutto mi sono allenata tanto, tante ore in palestra, vacanze che non ho fatto, cioè mettiamoci anche tutti in retroscena, perché ci sono anche quelli. Sì, effettivamente il nostro è stato un team che ha portato la pallavolo ai vertici. Comunque c'è stato un periodo che eravamo terze nel ranking internazionale, vuol dire tanto. Abbiamo vinto il mondiale, 2 coppe del mondo, europei, Olimpiadi. Questo gruppo è sempre stato un po' scarso, non a me è andata medaglia. Abbiamo visto anche oggi, purtroppo. Purtroppo sì, però speriamo che magari, sai, nei prossimi giorni possa migliorare. Abbiamo anche un girone molto difficile. Sì, questo è vero, abbiamo visto il girone terribile, incrociamo le dita. Sì. Andiamo avanti con la tua storia, perché, sì. perché è molto bella. Poi a un certo punto l'esperienza professionale ti porta in Azerbaigian. Com'è l'Azerbaigian e come ci sei finita tu soprattutto? Vabbè, io ci sono finita tra virgolette per caso, niente per caso, però evidentemente doveva andare così. Io dico sempre che evidentemente doveva andare così per qualche motivo. Baku noi eravamo a Baku, il campionato era tutto a Baku, giocavamo anche la Champions, una squadra di alto livello. Baku è una bellissima città, però il centro. Nella periferia è un po' messa peggio, e quando la vivi tutti i giorni per un anno ti rendi conto com'è veramente. Quanto bene si sta in Italia praticamente? Si sta benissimo, si mangia benissimo. E niente, io ho giocato lì praticamente 1 anno e mezzo. E poi cosa è successo? Eri lì, facevi la Champions, facevi tutte queste belle cose. Sì, ho imparato il russo, sì, parlavo in inglese, fantastico. Poi di punto in bianco, nel giro di 2 settimane, ho iniziato a stare male, sempre più stanca, fino a che veramente nel giro di 3 giorni sono andata in coma. Da lì mi hanno portato d'urgenza a Istanbul, da Istanbul in Italia, e hanno capito che avevo un'epatite fulminante in corso e che necessitavo di un fegato nuovo. Avete capito? Un trapianto di fegato. Lei è qui perché una persona ha donato il fegato. Lei ha avuto la fortuna che è arrivato in tempo, devo dire che queste cose, ma la tua vita è cambiata completamente, immagino. Guarda, ti dico anche quest'altro aneddoto. Io comunque ero già donatrice, ancora prima avevo nel portafoglio un bel tesserino dove dichiaravo di essere una donatrice. Ai tempi funzionava così, non c'era magari l'AIDO come adesso.
E poi niente, poi mi sono svegliata e mi hanno raccontato tutto, perché in sé per sé io sono andata in coma e non sapevo assolutamente niente. E ti sei risvegliata dove perciò? Mi sono svegliata in Italia, al Niguarda di Milano, e quindi io mi sono addormentata dove tutti parlavano in russo, mi sono svegliata dove tutti parlavano in italiano, confusione pazzesca, non puoi neanche immaginare. E niente, avevo avuto un decorso molto lungo, perché comunque è stata una settimana di coma epatico, è molto difficile per il corpo, comunque è una grossa sofferenza. Dopo 3 mesi di ospedale, passo dopo passo, dopo passo, dopo passo, posso dire che dopo un anno avevo riraggiunto la mia indipendenza. Ecco, l'essere un atleta ben allenata, ti ha aiutato nel recupero? Sì, sì, mi ha aiutato quando sono stata male, perché comunque mi ha permesso di reggere. Ero molto forte, quindi il mio corpo ha sopperito a tutte le altre carenze che avevo. E nel post la mentalità mi ha aiutato tanto, perché c'è voluta tanta pazienza, ci vuole ancora, molta costanza, molta determinazione per raggiungere i piccoli obiettivi che prima potevano essere vincere il mondiale, per esempio, e poi erano fare 3 scalini, perché io per 3 mesi non avevo mai camminato, e quindi era un'altra versione della mia vita. Però dovete sapere che Sara è una tosta. In nazionale non c'è più tornata, anche per una questione di età molto probabilmente. Un po' vecchia. Però a giocare a pallavolo sì. Sì, dopo 1 anno e mezzo comunque stavo abbastanza bene, ho giocato un po' tipo una partitella beach, ho detto quasi quasi, visto, ci provo, visto che i dottori hanno scelto per me che non potevo giocare, adesso voglio decidere io quando non posso più giocare. E quindi ho fatto un percorso di 5 mesi di preparazione a Novara, e dopo 5 mesi, che sono stati i più terrificanti della mia vita, perché tutta la fatica che ho fatto non puoi neanche immaginare, ho rimesso piedi in campo in B1, ovviamente tutto ridimensionato a quello che erano le mie possibilità fisiche, e ho finito il campionato. Poi tra l'altro io ho 36 anni, le mie compagne 16/18. È dura. È dura. Bellissimo. Una cosa, queste tue compagne di nazionale così famose, così belle, si sono ricordate di te nel momento di bisogno? Sì, sì, tutte quante. Comunque c'è stata molta solidarietà da parte dell'ambiente in generale, della pallavolo, e magari è retorica, però l'ho sentita come una mia famiglia. A quel punto non ci sono più bandiere, non ci sono più Novara contro Busto Arsizio o Conegliano contro Piacenza, c'è soltanto un ambiente che è lì per te, per tifare per te, e ognuno a modo suo ha dato qualcosa, dalla preghiera per chi credeva o a un pensiero positivo. Sono tutte cose che secondo me mi hanno aiutato. Prima dicevo una cosa, Sara, sei già stata a Cison, mi ha detto guarda, per capire anche questo, perché la vita degli atleti vista da fuori è meravigliosa, però lei mi ha detto tutte le estati io ero in giro per le Olimpiadi o per i mondiali, questo è il primo anno che vengo a Cison dopo 36 anni, perché lei è giovane come la mostra dell'artigianato di Cison. 36. Visto, perfettamente 36, solo che 20 anni a giocare fuori casa, io praticamente ero sempre in giro. Ho visto tanti aeroporti, tantissimi, ho visto tante palestre, poi il resto magari un po' meno. Le mie prime vacanze a 26 anni, ti dico solo questo. Sara, cosa fai adesso della tua vita? Adesso è tua proprio, non hai nessun vincolo, puoi fare quello che ti piace? Probabilmente decido di smettere di giocare, perché perché sto studiando, mi sono riscritta all'università, scienze motorie, e voglio prendere la laurea, questo è il mio obiettivo di adesso. Sara, sei un inno alla vita, ti auguro tutto il bene che ti meriti. Ma grazie mille. Grazie mille a te. Grazie. Grazie.